Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Come da tradizione, Ferragosto in Calabria fa registrare il tutto esaurito nei locali sia in montagna che al mare. I piatti della tradizione conquistano turisti e visitatori, sold out anche per le strutture ricettive, la festa di mezz'estate e il momento clou delle vacanze. Gli inquirenti sulle tracce del killer che domenica scorsa ha freddato in uno stabilimento di Nicotera Marina, Francesco Timpano, ucciso a colpi di pistola in pieno giorno, indagini a tutto campo. Confiscati beni per un valore di 2,5 milioni di euro ad un imprenditore reggino ritenuto appartenente alla cosca di 'Ndrangheta Rosmini, l'operazione della Guardia di Finanza. 3 giorni di sciopero al porto di Gioia Tauro, si comincia oggi, la decisione al termine delle assemblee con i lavoratori di CGIL e CISL. Intanto il 10 settembre è fissata la riunione al Ministero delle Infrastrutture. Presentati i calendari di Serie B, esordio per il Cosenza d'Ascoli, il Crotone in trasferta contro il Cittadella. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque sold out in Calabria per il Ferragosto, tradizione rispettata, la festa di mezz'estate si conferma un momento clou delle vacanze, visitatori e turisti alla ricerca anche dei piatti della tradizione. Vediamo. Tutto esaurito per il Ferragosto nelle strutture ricettive della regione, anche se per periodi più brevi rispetto agli scorsi anni non si rinuncia ad una mini vacanza al mare o in montagna. Il pienone di presenze si registra proprio in questa settimana di Ferragosto, nei piccoli centri dell'entroterra come nelle più note mete vacanziere sulle 2 coste calabresi e delle località di montagna. Ferragosto dunque resta il momento clou delle vacanze in Calabria e quella di domani sarà per molti una giornata all'insegna della buona tavola e del relax. Il mare è la meta più amata. Rispetto alla settimana precedente ci sono più presenze, ma facendo un confronto con l'anno precedente io rilevo meno presenze. Presenze straniere qualcuna rispetto agli altri anni ho notato che c'è in più, ma soprattutto è gente italiana. Soddisfatti anche albergatori e ristoratori dell'altopiano silano. La nostra località è scelta non solo per il Ferragosto, insomma è già abbastanza operativa sia nel mese di luglio che nei primi di agosto. Il Ferragosto ovviamente è il culmine, ma non è solo una parte attrattiva. Ma tutto esaurito per questa settimana clou? Sì, fino al 20 al momento sì, è tutto esaurito. La presenza straniera rimane sempre un po' di livello basso, però quest'anno abbiamo visto un miglioramento, un incremento, forse legato anche alla comunicazione che gli enti hanno fatto, anche sia la regione che il parco e l'amministrazione ovviamente hanno lavorato in questo senso. Tutto esaurito anche a Lorica, la perla della Sila Cosentina. Va molto bene, diciamo che le presenze sono stabili, quindi c'è un bel po' di gente. Sicuramente il meteo quest'anno sta creando un po' di problemi, ma devo dire che i nostri turisti non si sono scoraggiati e stanno continuando a venire. Agosto abbiamo molti turisti siciliani, pugliesi che sono fedelissimi e i turisti comunque interregionali. La cronaca adesso, inquirenti sulle tracce del killer che domenica scorsa ha freddato in uno stabilimento di Nicotera Marina, Francesco Timpano. Ha un volto e soprattutto un nome, l'esecutore dell'omicidio di Francesco Timpano avvenuto sulla spiaggia di Nicotera Marina domenico pomeriggio. A dare una svolta alle indagini sarebbero state le immagini delle telecamere presenti nella zona. Il killer infatti ha sparato ben 5 colpi di pistola a volto scoperto e potrebbe essere stato immortalato anche nei momenti precedenti il delitto dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Sul fronte delle indagini che sono seguite dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, gli inquirenti stanno anche verificando il possibile collegamento tra il delitto di domenica pomeriggio e la strage dell'11 maggio scorso ad opera di Francesco Giuseppe Olivieri, il 32enne ritenuto legato alla clan Mancuso che prima di uccidere nelle rispettive abitazioni Michele Valerioti e Giuseppina Mollesi aveva tentato di uccidere 2 dei fratelli di Francesco Timpano, Vincenzo, sparò contro la sua auto, e Pantaleone che rimase ferito nel bar di Limbadi. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze della moglie della vittima, di chi ha assistito alla scena, e attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno
identificato il killer che è entrato in azione, come dicevamo, a volto scoperto. A questo punto il cerchio è destinato a restringersi sempre di più, tant'è che nelle ore successive all'omicidio i carabinieri hanno dato vita ad una serie di perquisizioni mirate, mettendo in campo pure lo squadrone cacciatori specializzato nella cattura dei latitanti. Intanto, nelle scorse ore, il prefetto di Vibo Valentia, Giuseppe Gualtieri, ha presieduto un vertice interforze allo scopo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini nella zona. Confiscati beni per un valore di 2,5 milioni di euro ad un imprenditore reggino ritenuto appartenente alla cosca di 'Ndrangheta dei Rosmini. Nuovo colpo al potere economico dell''Ndrangheta. Questa volta i sigilli sono stati apposti al patrimonio da 2,5 milioni di euro riconducibili all'imprenditore condannato per associazione mafiosa Giuseppe Stefano Tito Liuzzi, ritenuto vicino al clan Rosmini egemone nei quartieri Modena, Ciccarelle e San Giorgio Extra di Reggio Calabria. Il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della DDA Regina è stato eseguito dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza. La confisca ha riguardato un'impresa individuale, 6 immobili, 2 veicoli, rapporti bancari, assicurativi e disponibilità finanziarie. Il provvedimento trae origine dalle attività investigative eseguite nell'ambito dell'operazione Araba Fenice, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria e conclusa nel 2013 con l'esecuzione di 47 arresti. Le indagini hanno consentito di accertare l'appartenenza di Liuzzo all''Ndrangheta Regina, per conto della quale avrebbe curato gli illeciti interessi economici, circostanza questa confermata anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento a quelli nel settore dell'edilizia privata. Nel dettaglio, Liuzzo avrebbe coordinato l'equa spartizione mafiosa dei lavori di completamento di un complesso immobiliare costruito nel quartiere Regino di Ravagnese, partecipando al summit relativo alla spartizione e conseguente assegnazione dei lavori alle imprese riconducibili alle famiglie di 'Ndrangheta dei Condello, Rosmini, Ficareddi, Ficara Latella, Nicorossa El Raino, Fontana Saraceno e Mussolino. Dal 2017 a oggi la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato alle cosche reggine beni per complessivi 738 milioni di euro. 3 giorni di sciopero al porto di Gioia Tauro, la decisione al termine delle assemblee con i lavoratori di CGIL e CISL. Intanto il 10 settembre è fissata la riunione al Ministero delle Infrastrutture. Ci siamo, lo sciopero proclamato dai sindacati contro la società terminalista che gestisce il porto di Gioia Tauro, la Med Center Container Terminal, è in atto. Le assemblee dei portuali che si sono svolte ieri hanno confermato i 3 giorni di mobilitazione indette da CGIL, CISL e SUL da oggi al 16 agosto e sciopero, una protesta che punta a bloccare la decisione di MCT, ossia quella di licenziare un portuale dopo essere stata condannata dal giudice del lavoro del Tribunale di Palmi a reintegrare un dipendente licenziato nel luglio dello scorso anno, quando venne applicata una riduzione di personale di 377 unità. Di questi, tanti lavoratori hanno fatto ricorso e in caso di accoglimento per decisione di MCT saranno licenziati altri portuali. Questo è il diktat dell'azienda, una scelta contestata dalle organizzazioni sindacali che chiedono che la società del gruppo Consip Italia faccia marcia indietro, evitando una guerra tra portuali dagli esiti ancora incalcolabili. Lo sciopero verrà attuato nonostante una convocazione al Ministero delle Infrastrutture voluta dal ministro Danilo Toninelli, fissata con le parti il prossimo 10 settembre e nonostante i tentativi di mediazione del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari e dell'autorità portuale dello scalo gioiese, i quali non sono riusciti ad aprire nessuna breccia negli obiettivi fissati dalla MCT. Sono 183 i bovini catturati e posti sotto tutela o abbattuti, i numeri dell'attività portata avanti nel contrasto del fenomeno delle vacche sacre, animali di proprietà di cosche dell''Ndrangheta lasciati circolare liberamente anche per strade e nei centri abitati. Questi dati, dicevamo, sono stati illustrati in prefettura a Reggio Calabria. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. I componenti del movimento 14 luglio di Nicotera hanno bloccato il bivio Locarno Nicotera Vibo sulla statale 18 per protestare per la potabilità dell'acqua, le condizioni del mare, il degrado e la spazzatura. Sul posto carabinieri e polizia, ma non si sono registrate tensioni.
Ha fatto irruzione nell'abitazione della ex tentando di violentarla, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Il fatto è successo a Pizzo, nel Vibonese. L'uomo, un quarantenne già noto alle forze dell'ordine per minacce, lesioni e furto, ha contattato la donna chiedendole un incontro per chiarire la recente rottura della loro relazione. Respinto, è andato sotto casa sua e in videochiamata ha iniziato ad inveire e si è scagliato contro l'auto della donna, forando gli pneumatici e rompendo specchietti retrovisori e tergicristalli. Atti persecutori aggravati. Con questa accusa la polizia di Cosenza ha arrestato un 45enne. Le volanti sono intervenute dopo una segnalazione al 113 relativa ad una violenta lite tra un uomo e una donna. L'uomo avrebbe scaraventato la ex dal suo fuoristrada. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per ferite e contusioni giudicate dai sanitari guaribili in 10 giorni. Nell'auto dell'uomo i poliziotti hanno rinvenuto un coltello e un tubo in alluminio. Operazione dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma contro l'e-commerce di opere d'arte falsificate. Il blitz anche a Vibo. Sono 91 i dipinti complessivamente sequestrati, tutti falsamente attribuiti ad artisti di fama internazionale. I carabinieri di Serra San Bruno hanno scoperto a Valle Longa, in località Marino, una piantagione di circa 140 piante di canapa indiana. Le piante erano nascoste tra la fitta vegetazione. Ammodernata riapre al traffico, anche se l'opera non è stata completata, la statale 534 di Cammarata e degli Stombi. Aperto al traffico il tratto della nuova strada statale 534 di Cammarate e degli Stombi tra il chilometro 900 e il chilometro 6550 tra i territori comunali di Castrovilla, Rispezzano Albanese e Cassano allo Ionio. Finalmente l'ANAS c'è. Io per mesi ho chiesto all'ANAS di dichiarare la sua presenza. Si tratta di lavori che sono andati avanti per anni, che avrebbero dovuto essere terminati a dicembre 2015, che non erano complicati, c'erano pochissime opere d'arte e che invece per una serie di vicissitudini questa inaugurazione è slittata di mese in mese e siamo arrivati all'agosto. Il nuovo tratto a doppia carreggiata, in continuità con il tratto già aperto al traffico nel mese di agosto 2017 tra lo svincolo di Torre del Mordillo, è percorribile su 4 corsie, 2 per senso di marcia, e rappresenta il 94% dell'intero tracciato stradale in corso di ammodernamento. Il tratto comprende anche gli svincoli per la zona industriale di Cammarata con la statale provinciale 241, ex statale 19 per Castrovilla, Rispezzano Albanese, con la statale 283 delle Terme e con la statale provinciale 166 per Cassano allo Ionio. Un buon risultato per il territorio. Ricordo che questa opera è stata finanziata con fondi regionali, insomma con fondi europei che la Regione ha destinato a quest'opera. Ecco, però l'ANAS dovrebbe dare risposte più adeguate. La nuova strada statale 534 di Cammarate e degli Stombi, una volta completati i lavori di potenziamento dei restanti 900 metri dallo svincolo di Firmo Sibari, dell'autostrada O2 del Mediterraneo e il chilometro 900, rappresenterà la principale trasversale di collegamento ammodernata tra il versante ionico e la A2 del Mediterraneo. L'ultimazione, compresa la viabilità di complanare di inizio lotto, è prevista entro il prossimo mese di novembre 2018. Inoltre la nuova arteria, insieme al megalotto 3 della strada statale Centesse Ionica, con un tracciato di circa 38 km, compreso tra Roseto Capospulico e Sibari, completerà l'itinerario dell'Adriatica fino alla A2 e rappresenterà un importante tassello strategico ai fini dello sviluppo del collegamento viario dell'intera Calabria. Il sindaco di Locri Giovanni Calabresi, accompagnato dal deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, ha incontrato il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari per un confronto sulla situazione generale relativa all'ospedale di Locri. Sapia ha annunciato la richiesta di una ispezione ministeriale che avanzerà al Ministero della Salute subito dopo Ferragosto. Presente al vertice anche il DG dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Giacomino Brancati, il quale ha detto: io sono arrivato qui da commissario 2 anni addietro, il problema dell'ortopedia di Locri era identico, allora non c'era un solo ortopedico, abbiamo assunto, aggiunto non con poca fatica alcuni ortopedici, quello che andava fatto lo abbiamo fatto e lo continueremo a fare.
Lo stadio San Vito Marulla si rifà il look al lavoro anche oggi per gli adeguamenti richiesti per lo svolgimento del campionato di Serie B. Vigilia di Ferragosto al lavoro nello stadio San Vito Marulla di Cosenza. Tutto deve essere pronto per la prima dei rossoblù nella serie cadetta in programma per i primi di settembre. Nei giorni scorsi la sollecitazione del presidente della compagine rossoblù Eugenio Guarascio, appello evidentemente non caduto nel vuoto. Gli operai dipendenti di 5 ditte infatti sono impegnati nel completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo, lavori indispensabili per l'espletamento del campionato e richiesti dalla Lega B. In particolare si è all'opera per rifare completamente il terreno di gioco, gli spogliatoi e i nuovi bagni. Parola d'ordine e sicurezza. Il sindaco della città dei Bruzzi, Mario Chiuto, in una nota precisa che in poco più di un mese si è riusciti a mettere in campo lavori per oltre 1 milione di euro, velocizzando al massimo le procedure necessarie. Ferie saltate dunque per molti, ma la certezza dello stadio pronto per la squadra che ha fatto sognare e che va sostenuta nella nuova ed esaltante avventura. E sono stati presentati i calendari di Serie B, esordio per il Cosenza ad Ascoli, il Crotone in trasferta invece contro il Cittadella. B come bufera, quella che si è scatenata come classico temporale estivo nell'agosto del calcio italiano. Le squadre da caretteria tagliate da 22 a 19, una forzatura che sa di golpe e tarpa le ali a chi aspirava a torto ragione al ripescaggio. Deluse in ordine sparso Catania, Novara, Siena, Ternana, Entella e Provercelli. Il pallone continuerà a rotolare come sempre, salvo colpi di scena clamorosi, a partire dal 25 agosto. Il calendario, sorteggiato ieri con qualche patema di troppo, prevede l'esordio in trasferta per il Cosenza e Crotone. I lupi giocheranno ad Ascoli, gli uomini di Stroppa affronteranno il Cittadella. Il primo derby rossoblù sarà all'Uscita nel weekend del 24 novembre. Si giocherà infatti dal venerdì al lunedì, una sosta per ognuno visto il numero dispari delle partecipanti. L'8 dicembre per il Crotone, il 30 per il Cosenza. La seconda giornata metterà di fronte Crotone e Foggia e Cosenza e Verona. Lo Scida e il Marulla dovranno aprire i battenti per il 1 settembre. E adesso le ultime dal calciomercato. Tanto tu no, che piove, il mercato esplode per le calabresi, ma non solo, il Crotone a sorpresa prende l'esterno Federico Valietti, classe 98, considerato tra i migliori laterali destri italiani in prospettiva, strappato dal Genoa dopo una stagione da protagonista con la primavera dell'Inter di Stefano Vecchi per ben 7,5 milioni di euro. Dopo il crack dell'Avellino, il calciatore torna dalla base del Crotone ha colto la palla al balzo. L'arrivo del terzino mette di fatto in uscita Marco Davide Faraoni, per cui insiste sempre il Parma, il duello tra il classe 94 e Dusan Basta per la corsia destra dei parmensi. Due nomi nuovi, uno è quello di Thomas Lem, difensore classe 93 che milita nel Nottingham Forest, proposto e attenzionato, così come Vaisanen in uscita dalla SPAL, Capuano aspettato là e probabilmente l'avrà, il Frosinone l'aspetta. Il Cosenza ha un grande sogno, riportare Andrea Lamantia in Calabria dopo la mancata concretizzazione dello scambio che avrebbe dovuto portare la punta a Lecce. Salvatore Caturano alla Virtus Entella. Il Cosenza ci proverà, la richiesta dei liguri è molto alta, almeno 1,5 milioni di euro. Vi abbiamo raccontato dell'interesse per Luigi Giorgi, obiettivo sempre più concreto per la sua polivalenza e per le condizioni economicamente sostenibili dell'affare. In uscita per Ettore Mendicino spunta il Monopoli oltre alla Vibonese per l'ex Calamai. Avanza la San Benedettese, per il Catanzaro possibile un risvolto sorpresa, dopo le voci d'addio il Catanzaro a questo punto potrebbe tenersi infantino. In attesa del colpo last minute per l'attacco, nonostante le difficoltà del caso, si prosegue a sondare Mbalanzolà, per cui c'è anche il Trapani. Dopo sabato il Rende cerca affari last minute, per la Vibonese un bomber in corso d'opera anche dal futuro mercato degli svincolati e la Regina che medita l'assalto a San Domenico in attesa del suo personalissimo rinnovo del contratto. E lui il rinforzo scelto per chiudere il mercato col botto. Il rush finale dietro l'angolo, il calciomercato si infiamma. Presentato nel Parco Termale delle Terme Luigiane il libro del consigliere Giuseppe Aieto, Un viaggio nella politica calabrese.
Si chiama Vie d'uscita il libro del consigliere regionale Giuseppe Aieta, presentato nel parco termale delle Terme Luigiane di Acquapesa. Il volume, giunto alla seconda edizione, ha come sottotitolo Pensieri in libertà. Nelle pagine l'analisi della società calabrese e dei luoghi che l'autore, sindaco di Cetraro per quasi 10 anni, ha vissuto, rappresentato, conosciuto, il senso del fare politica. Le vie d'uscita sono proprio questo, la capacità di un amministratore di condividere i propri sogni, le proprie amarezze, le proprie paure, il proprio coraggio anche e le proprie realizzazioni, perché un buon amministratore che alle parole non fa seguire i fatti fa chiacchiere. Gli amministratori si ricordano per la loro profonda umanità, ma soprattutto per le opere che lasciano. Insieme all'autore Sonia Ferrari, commissario del Parco Nazionale della Sila, che si è soffermata sull'esperienza amministrativa di Aieta e sul valore della bellezza quale strumento di conquista del bene comune. Amedeo Pingitore ha invece letto da un altro punto di vista le pagine ed evidenziato la fatica dell'autore in un lavoro di ricerca personale e collettivo. Viene fuori il personaggio pubblico, ma viene fuori anche una certa capacità di coagulare intorno a sé, nella sua esperienza da sindaco, un'intera comunità. E poi ci sono le caratteristiche personologiche di chi ha scritto appunto il libro. Giuseppe Aieta mostra di avere una forte umanità, una riconoscenza verso i suoi padri. In questo libro credo che ci siano le riflessioni di una persona che ha saputo anche attingere da tanti suoi maestri e ne parla con grande sentimento. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Dal flusso perturbato principale, che continua a scorrere alle alte latitudini, si è distaccata una seccatura in quota che provocherà un peggioramento del tempo sulla nostra regione a cavallo dei giorni ferragostani, quando pertanto potranno verificarsi fenomeni stabili sparsi con un leggero calo delle temperature. Martedì poco nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità cumuliforme con possibilità di poco significativi piovaschi sui versanti orientali del Pollino, Sila, sul Marchesato e versanti orientali delle Serre Vibonesi. Il tutto in miglioramento dal tardo pomeriggio. Mercoledì il regolamento è nuvoloso con possibilità comunque di ampi spazi di sereno durante la giornata. Piogge sparse localmente a carattere temporalesco, che sino al primo mattino saranno più probabili sui versanti tirrenici, mentre dal pomeriggio su quelli ionici del Cosentino e sul Crotonese. Temperatura in leggero calo. Mercoledì mari calmi o poco mossi, venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, al regime di brezza sempre deboli sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.